Auspician Ale Pareila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao, ciao, come siete? Benvenuti alle Pareila Fare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga y la Freire Córdoba, la Argentina, que con la programación 163. ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo va? ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo estás tutta nostra cara audienza? Torna nauta volta te, come diciamo sempre, belesi a batte il tacun. Profe para él. La Fare Ale, como decimos siempre, la cuestión es venir a charlar un rato en Piemonte, a recrear, a traer de vuelta las vivencias de nuestros nonos, de nuestros abuelos, por ahí también de nuestros padres, que nos hablaban un poquito en Piemonte, nos cantaban, como decimos siempre, es una lengua que no se usa solamente para bestemmiare, veramente il piemontese è una lingua che, già dico tante volte, sempre lo diciamo una volta al P, alle bella per scriverla, per parlare, per lo que duele, e chacharé, sé como decimos siempre, Pultuma Cuaicruz per chacharé, el texto por ahí, lo que vamos a hablar del tema, es secundario. La Fare es venir a chacharar un poco piemontés y, como decimos, Pablo, ringraciar siempre a tutta la gente, agradecerle a toda la gente que comparte, que le pone me gusta y que comentan también las transmisiones que hacemos, Paulín, alle parole, perché senza la gente spediria pa fece niente. Dove appaglio io mire. Sono chi lauría per escuchar el balace que dio Manuel. Y también vamos aprendiendo, Paulín, aprendemos a todo encima de ayer, niente. Si apprende una baruna. Sì. E niente da cuttare alla gente tutto che ci incuma mentre che prepariamo la programmazione, perché la gargagliola vencita Ni la bañada, mira. Entonces vamos a hablar de un tema que medio, como decimos siempre, es un mito, una tradición, una cosa que se usaba, que no se usaba. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a hablar de una planta, una pianta che le tan conosciuta e fa già abbastanza la storia lunga di due Storia le bene. ¿La cuento? La historia es bastante larga. Vamos a hablar de la planta de ruda, la pianta, ¿cómo se dice ruda en piemontés veramente, Paulín? La ruda per noi in italiana è la ruta. La ruta il bagnetto. In piemontese tanti la chiamano come sempre, alle pana novità, alla sempre don tre sinonimi. Bene. In epoca idinca la chiamano in italiano, ruta, però des nos chiama ruta, ria o ria. Ria. Sì, sempre ria, con la I, attraverso la U e la I. Appresa aquí. E la rua sería como una rua de un camion, de una máquina. Rua, ascolta bene, rua. Con la I. Apprende allora, In realtà, diciamo parlare la lingua, te ping la lingua. Deve essere il professore, perché il professore per dire ruda deve essere il professore Rua. Normalmente, come qui la chiamo ruta. Para que hoy le vamos a decir la ruta. È una pianta che ha su origine là nel Mediterraneo, Bien. Specificamente la zona, la regione che acciappa il sud d'Europa, il nord d'Africa e il punente d'Asia. Andati, pensavo che era originaria da America, di Nuova Parai, no? No. È una pianta medicinale Sì. che è dura in Argentina e in tanti di altri paesi dell'America del Sud, l'America Latina. Pare che all'ampiala e all'anfanca di Nuova Parai le dieron buona importanza alla planta ruda. All'arrivare per i primi colonizzatori, quando sono gli spagnoli, all'arrivare dalla manga di loro, e come non scientifica, non botanico, graveolens
Ruta Graveles. Ruta Gravera. Parece che il piemontese le montagne sbagliate, come il nome scientifico. In italiano diciamo ruta, nel piemontese ruta, però più o meno accentra come il nome scientifico. Pare che il piemontese, come dicevo, los piemontesi non stavano tan equivocati, diciamo, así con la pronunciazione. In hai tante cose che i piemontesi, che Mattarina fa un commentario che tanto... Fatto le saudesi. No, Pare. no. Sì che quando la gente parla di piemontese quasi che hai rio da presa. Sì. Se ti cerchi il durazno che in piemontese si chiama il persi, se ti cerchi il nome botanico, il nome scientifico è prunus persica, pare che è persi Battuto da canto. avanti la mano. Andrita da tutto che le piante da ruta, diciamo, parei, due varietà. Il macho e la hembra, il maschile e la femela, Paolino. La differenza non è tan grossa, diciamo, parei. Cambia un po' per le foglie e i fiori. El macho, la ruda macho, como le llamamos acá, le foglie son più grosse e alla più quantità de fior. En tanto que la femela, la hembra sería, la ruda hembra, tiene menos cantidad de flores e le foglie sono un po' piccite. Se bien tutte e due a pan e fett con tutto lo che le mesce che fa, la pacciarina che fa con la ruta, al dis che la macho, la maschile, la che più sdora, alle più dura, e anche, come dicevo, con tutta l'affare che fa, per dovresse sia en la cucina, come nell'arte culinario, come se le chiama acá normalmente, e adora tanto per la medicina, Paolino. Una pianta che adora tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Dice che il greco la durava il co, scusa bene, la durava il co per tagliare i mascherie, las brujerías. Las brujerías, así que los griegos la usaban ya para las brujerías. Sí, per tagliare, Per tagliare. Hipócrates la raccomandava per i dolori, mentre che i romani la durava contro il mal e in cucina, come l'hai detto. Il mal, lei, come c'era la volta, è che con i guaritrici, Sì. Il romano la durava usare. Per lì. Per non aumentare che si dice che la ruta è nominata come l'erba dei maschi, delle brujas. Sapeva che bruja in piemontese le masche, come dei fantasma. Así que la ruda se llama, está nominada como la hierba de las brujas, digamos. Sí. Ecco, l'erba dei maschi e un po' contrarietà, o erba del grazie, come per dire cat baris, cat chiudis. Tutte e due cose. Tutte e due le cose. A bambini. Sì. E danno proprietà che migliora la vista, se spavina la vista, che vedi, che ti stai rispettando alla meglio, e è come il rimedio e l'antidoto, come si dice in Castiglia, contro il veleno. Contro il veleno. Así que es abbastanza importante, insomma, per Vele sì, come lui ha detto prima, l'América allora per i primi colonizadores, los primeros colonizadores, allá por la época de Colón y todos los españoles que llegaron a la América, vele sì, tal folclore, diciamo, parai, local, vele sì, la regione, è considerata come una guerriera della casa e dai negozi, Paolino. Una guerrera de la casa y de los negocios. L'affare occulta sempre che dice che la pianta è dritta in ta piantela davanti alla porta da tua casa. La porta di fronte a tua casa? La fronte a tua casa in ta buttela lì. Protezione, diciamo, parai da tutta la gente che guarda patambin, las malas vibraciones, Paulín, la mala vibra, como le dicen los chicos, cuando viene a fare cose parai che a ver patán, che ha un po' de envidia. Come si dice l'envidia, Paulino? L'envidia è la invidia. Invidia. Con lei
con la I, Ma cambia cambiela, E dice che se la pianta proprio a travaglia, a fa suo travaglio, a fa effetto, a secca. Cuando pasa cualquier cosa para ahí, tienes la pianta davanti de acá, cuando a vos te pasan todas estas cosas, las malas vibras, las envidias y todo eso, dice que la planta, si realmente cumple su función, se seca. Attenti, se vedi la pianta druta che secca, Ahí es cuando ahí dentro vel presidente, perché serrucciare il piso, è una pianta aromatica, spesa, aromatica, e è capace di toccare fuori tante cose. I gatti scasarambo pa andati. e tanti insetti. Un esempio, lo che noi vedessimo insomma è il pulgone. Il pulgone, la muschina cittadina. Il pui dal grano. Come si chiama? Pui, piocco del trigo, pui dal grano. Pui dal grano. In italiano a fide. Che ve le si quante carte si velen per il pulgone, stiamo a piscina, a fide in italiano, ma in piemontese è il pui dal grano. Bene. Entra nella categoria di pui. Per tal motivo la butta en si en la quinta. Por tal motivo se la pone en la quinta. Guarda, una cosa che pare che se ti dà la pianta tomatiche, insomma, i tomatiche, Sì. ti per le piante una pianta truta, viene lì abbastanza ramba e lui lì, La chiudis del piague casarambo, guardati, lui lì lo sai io qua. Venta, fe attenzione, fe a me, padurela in una grossa quantità, perché è tossica. Un bel date. Pa senza cognición. Senza cognición, no. Así que tanto puede ser una planta que te puede curar, tan eficaz para curarte, como también en grandes cantidades por ahí, cuando te pasás digamos así, de la proporción, puede llegar a ser tóxica. Dice P, le una cosa che discapelese fino lo che noi diciamo abortiva, nella gestazione. Atesfrasa la gestazione. Así que atenti. Attenti piatti, Attenti piatti. Dice che si recomienda tanto quando ti dices, attento, stitic, quando l'hai mangiato troppo formaggio, Paulin, sec dal corpo, fai una infusione con foglia de ruta, su sì sempre en tapielo la infusión, el té, como le decimos acá, dopo manger. Después de la comida se debe tomar cuando se stitic, sac dal corpo. Guarda. E all'incontrarico, se ti, diciamo, parai, se troppo mol, la pilesta. Se la pilesta che qualche ciampa scappa via perché sennò ti riesci a piatten, acerco per lui, per me, diciamo, parai, qualche ti las male al stomaco, che también, e anche qualche las piai en cur, diciamo, parai, che te pegaste un golpe o algo de eso, l'unico hacer la ruta, acerco, fercela un po', dice che ha tante proprietà medicinali, È proprio una pianta che è meravigliosa, perché, guarda, è contro il maschio, no, per il maschio e per il grazie. Per se stiti e se la pilessa, e anche acerco tante all'adoro per normalizzare il sangue. Para normalizar el flujo de sangre también se toma el té de ruda, Pauli. Sí, alla gente che fa da manca celo sicuramente acerca la proporzione che fa da manca preparela. Sicuramente, allora gita accompagna il maisine che sono in piedi, ordinato per il tutto. Sì. Ma lì, una volta mi scordo che le nonne immaginato anche andasio a dremi e viravo da una parte dall'altra, andasio e piavo feie truta e la buttavo sotto il cuisine. Las nonas, las mamás de antes, las abuelas por ahí, cuando los chicos por ahí no dormían, que decían que no estaban bien, cortaban una hoja de ruda y se la ponían abajo la almohada. L'unica fa effetto. Qual è l'affare? O le balasse? Dobbiamo parlare della credenza del popolo, è popolare, lo che il popolo, dice che sì, che va,
ma aventa sempre butè che si fa parca, si fa cubi, e pane due ne quattro. Tre feuille di scalè la misura. 3, 5, 7. Sì, però normalmente tre feuille sotto dal cuisine. 3 hojas abajo de la almohada. Lulí per conto. Al protese dei puli, Sì. puglie, che sai, se le persone già con puglie. Se van. Che dia ti dici qua? Sí, el día de hoy, Paulín, los perros por ahí ya tienen su lugar en la cama, como en el Allora, butta tre feuille brutta sotto al cuisine. L'uomo a cambiare más nada per i cani, del tempo moderno. Alle parei, ma non ce l'ha. Alle parei fa. Mi piace. A parte l'uomo, Cioè, al whisky segn grup lì che non mangiati che las pesadillas. salita, sono piccoli segni, al whisky e a tira fuori, Ándale. a dremes più tranquillo, con un segno più profondo e avvengo un po' che forma lì signetta tan brutta che è la pesadilla. Así que está una realidad, digamos, no es vale que dice la gente, como No. dice una volta, No. E a parte l'uomo, di scappare una barriera, una scusa, Sì. come diciamo noi in Castiglia, Sì. contro l'invidia, Ah. in principio, e tutte le male intenzioni. Non è che la persona che in cammino tranquillo. tranquillo come un picciolo, dice una volta, para. Proprio. L'hai buttato 3 feie sotto al cuisine e l'hai dormito tranquillo come un picciolo tutta la notte. Sempre lo stopè. Así que 3 hojas son las más efectivas, Pablito. Tre fe. 3. Siempre tiene que ser impar. Sì. O 3 o 5 o 6 para ahí. Quantità di lavoro Giusta. giusta. La migliore di Fatta sese. è che sia macho. Ecco, Eh? sempre la pianta. Il maciù. Ecco. Il maciù. I fe più grossi. I fe pigros. Sì. Andati. L'Azzurro dell'Italia è una pianta che è conosciuta, ma donde pisa d'ora di una parai è dal sud, la parte da Calabria e la Sicilia, as d'ora per la cucina, per tante cose come in tutto il mondo, e nel Piemonte as d'ora per buttare dentro l'acqua della vita, adentro della grappa. Mai in del tene, Ma no. Se usa para, digamos así, para hacer distintos, digamos, para varietà grappa e naie che hai butto in 30 frutta. Ciappali. Ciappali con Tobuluccio. La pianta della frutta Eh. è una pianta che fiorisce tipo rape, come se fueran los racimos, con fior vincite e color giallo. Che sti sia certo in tempo di sta, fiorisce in tempo di sta. Per lo che la vie, las abejas, van ai fiori della frutta. Van al fiore. E van lì, come fiorisce in tempo di sta, e in tempo di sta per lì ne è per tanti fiori, perché i fiori della prima sono già andati via, l'orecchie vanno lì. E ha una provisione d'alimento, il néctar, come si dice in piemontese, dalla frutta è una bella provisione per la vita. Mira vos, así que las abejas prefieren, claro, ya florece en verano, digamos así, ya las abejas ya van quedando pocas flores y prefieren la flor de la ruda. Van alla frutta. E pamacca van lì. La melca fan, la melca frutta, è conosciuta per le proprietà medicinali che ha, Ah, come la pianta, un sapore intenso, un gusto forte, e aromatico. claro, para que un profumo, diciamo, para, E è una dei merca, le pie, da prezzi, digamos así, una de las mieles más apreciadas es la miel de ruda. Salute a tutta la gente che lavora belesì con Iaví e la Freire, Paulín, a mi amigo Raca, Garigliotti, Ingaramo, e tutta gente che lavora belesì con le Iaví, ne è tanti. La bronza non tocca stare con piante trutte per... Mi penso che no, però almeno gli do una raccomandazione. La mel, come diceva Steve, Paulín, la mel
fan le avvie di tutte le fiore della ruta e a lei conosceva perché ha tante proprietà, Sì. ha fatto tanto vino e dice che lei è squadre più valiosa, più apreciada, digamos, para Sí. la más apreciada Sí. para toda la gente que trabaja en todo lo que es la apicultura, ¿eh? Na disulpi, dice che l'auta mel normal che iena è la costuma con bite e fe ruta andrinta. Háblate, mira vos, así que también tiene vete a la mel, vete feuille 30 a co, diciamo, para a giuta che dice che a guarire tutto che è la fare la digestión, diciamo, para y todo lo que son problemas respiratorios, cuando chapa el fraidur, Aha. azzar per lì. La subit che la mel sempre azzar quando chapa un po' mal testa, La mela è buonissima. buonissima. E la fornia anche bellissina, eh? No, è pas tanto la costuma, ma come buona, è buona. Ale buona. Ale buona. Paulín, mía, se tayuma belecina minuta, no va a escuchar una canción, vamos a escuchar una canción de un texto que nos escribió el amigo Henry Romano, que le hacemos un saludo grande a Henry, a Graciela allá en Córdoba, nos escribió un texto e tutta la fare sì la intelligenza artificiale, perché la stupid che ora è più facile. Però mi sputalo parei e alla propria piacere. Per carità di Dio. Henry Romano, nuestro amigo de Córdoba, nos escribió un texto y con la inteligencia artificial le puso la música y salió esta canción. Comenzamos a escucharlos allí en la 100.1, cuando juntos con el Hugo empezaron los dos Pablos, pensaban seguir creciendo, ya tenían 100 programas, mas sus mentes cavilaban, querían llegar a 200. Así comienza la clara, la entrañable docencia de esta hermosa lengua que los nonos nos legan. Casa, buscaban independencia y con trabajo e insistencia de Freire hicieron la FAPA. Adolfo Varales se llama, de allí salen los programas. Nos deleitan los domingos con todas sus lindas charlas. Así comienza la clara, la entrañable docencia de esta hermosa lengua que los nonos nos legarán. Son dos revolucionarios, cada día un nuevo paso. Ahora tienen YouTube, ya no solo salen por radio. El Afare glorioso y fuerte, muchas historias dispara. Cuando toda la gringada se despierta para verle, así
la entrañable docencia de esta hermosa lengua que los nonos nos legarán. Ellos quieren seguir creciendo, la historia aún no termina. Ya piensan en qué decir en el programa 500. Así comienza la clara, la entrañable docencia de esta hermosa lengua que los nonos nos legan. La bella canzone che la fanno i nostri amici Henry e fumo saletta chiara è a umbricola che seguita la programmazione delle Parai la fare insomma cammina a fare la programmazione 163 come diciamo sempre Paolín estamos hablando de la ruda hoy la fare es siempre conseguir un argumento para chacharar un poco y aprender por ahí aprender unas palabras que por ahí no sabemos que siempre nos vienen bien Paolín l'uma parla piruda tutta la fare da vedere la retta sotto al cuisine per 3 bin. Ma bene sì, tutto che è l'Argentina, tutte, diciamo así, la cultura andina de los Andes, chamuma Chile, Argentina, el Perú, Bolivia. as doura betelo un 30 fena mescia entendí especial, diciamo, para cómo es la fare de preparar la caña con ruda para tomarla a cierto momento del año, digamos así. Vumale, Non direte una data, dimmi un po'. ma pian intivire con la data. Pian intivire. Pian perché le parla biblica. No. Pian perché le parla biblica. In Argentina es dice que el primero de julio. Primero de julio, adeu preparese la caña, per esempio di Capeibanda, así come la caña si sta la caña. La caña. Non è panautas. Saria cana magari, però caña. La canna secca. Sí, la caña con ruta. Caña con ruda. El prim e lui. Bin. Torno a dirlo, piano di dire che in AIP dopo nauta data. Perché che il preparativo sia finito, che sia a punto per vivilo il primo d'agosto. Así que tenés que prepararlo con un mes de anticipación. El 1 de julio lo preparás per cimpetlo el primero de agosto, digamos. Sai per cosa il primo d'agosto? Perché è il di la Pachamama. Ahí suma. La Pachamama, che dobbiamo spiegare che montai da là, Sì. che in una lingua da Sida e aborigeni, significa la madre terra, Madre tierra. o madre natura, madre naturaleza. E cosa rappresenta, diciamo, para la Pachamama? La Pachamama rappresenta la fertilità Ah. e l'abbondanza. Así que la abundancia y la fertilidad. Sí, ¿eh? sí. Pero lì che entrate ahí esa chimpese la canna con reta. Un magica si fa la Pachamama, beve, che roba si che si prepara come mais e tempo. Anie cosa che dice che sta preparese un di special proprio, né? El primo lui, no el 1 de julio. Hay gente que dice que también se puede preparar otro día. La gente che ti rio parai, gli esperti assicuro che venta prepararla il 24 giugno. El 24 de julio, digamos así, los más sapiens, diciamo para y pi sapien, Il di San Juan. San Juan se siembran los ajos ahí, se plantan los ajos, Paulín, ese Sì, día. sì. Mi nonno plantaba los ajos el 24 de julio para San Juan, Il San Juan. Va a desmentir. Ma in parte che siamo il purunco, che di lì, dopo il chiudi sulla frame, però uno preparare più quando arriva la cau dopo da 2 mesi Guardati, si usa i piantini. guardati. Sì, pare che il 24 giugno di scarenta preparare. Bien, Tante in quel preparativo lì hai aggiunto un po' di mel, di anche di limone
E tantico et feuille et ruta fumela. Así que los que la preparan el 1 de julio, digamos así, para tomarla el 1 de agosto, la preparan la caña o la grapa con la ruda, ¿no es cierto? Y los que preparan el 24 de junio, que es San Juan, con la lía pía, Bien poquito. bien popitgus, digamos, para él, eso le agregan quistiza de limón, unas gotas de limón, unas hojas de ruda hembra Sì, y un poco de miel. le mie, dice la fa più potente, e fa più gusto, repito. La cagna, come l'ho già detto, è una roba da bere, una bevanda bianca, Sì. una bevanda blanca che è più o meno un aguardiente, si smia un po' la Sì. campo, e fatta con la canna zucchero, Sí. sempre una roba da bere con una alta graduazione. Ah, Disca per cosa dovreste di altre cose come la grappa, però per sì, noi in Argentina pica tutto la cagna. Allora, mira, está l'anno passato, Paulín, que la recomendame me cuñá, José Beltramino, que fue en salud. Allora, dime, ti la da preparé la caña legui, clalica la cabalín, caña legui con ruda, vas vei lubunga calé. E l'hai provata, l'hai tastata, e le pi che buona, Paulín. E perché la leghi è il liquore argentino. El licor argentino. Il liquore argentino. Un po' dulce. Un po' dolce con la ruita mera. Alla puzza pure con qua, lo chinotto tiene. Sì, calebunga le bunga. Alle buona. Tu scauda Iuri, per carità di Dio. Io mai una ciucca con leghi Sì. perché Paulín, tornò a lo che insomma cammina parlé, la Pachamama, il Prindagul, l'altra piante dei sec, cimpete tutta la butta di Duma Parai, un cic, una gulà, qual è la fare un tappie? guarda, in Aieco, come in tutte le cose, 3 o 4 forme di. La quantità di gulà che la da pie Sì. diventa poca sia il numero par. Así que como la cantidad de hojas tiene que ser impar. Proprio. ¿Eh? Na Aieca i dinca diso che va magda una sola gulà che sia ben lunga. Amador. Pique una gulà sarebbe una bella gargotà. Una bella gargotà. La lì è pa fluche i gambe, Sì, te va. e senza respirare. Senza respirare. Sì. Quando parai, cimpe Sì. bella gulà, ma dove? Dieti diso che sia, che tu che sia 3, 5, 7 gulà. Tanti diso che la butta per pie la gulà Sì. pela con la mano sinistra. Con la mano izquierda. Así que otros dicen que cuando vos te vas a tomar, digamos, el 1 de agosto, te hiciste todo el repertorio para tomarte el trago de caña con ruda, tenés que tomarla con la mano izquierda. Sì. Ma qué protocolo. Con la mano sinistra perché discalè il braccio, la mano dalla parte del cuore Más cerca del corazón. e dà la protezione al cuore. Ah, ma dove? Con la... Hai visto come è da fare? Hai visto come è da fare? Se ti pies 3, 5, 7 gulà, una, Sì. ma sempre senza aver più la colazione prima, Así que tiene que ser en ayuno. in ayuno, senza aver più la colazione. Senza pie, niente, di Duma Parai. Ma i dici che sono un po' più tollerati. Se la spia la colazione, per il svelo prima del mesdì. Prima del mes. Prima del mesdì. Así que bueno. Así que según el repertorio también que los expertos aseguran que para que te, digamos así, te proteja el corazón, el 1 de agosto la caña con ruda tenés que tomarla con el brazo izquierdo. Una buena gulá, sin respirar, o 3 o 5. O 3 o 5 fino a 7. Fin a ser. Se ti dà una sola, tocca che sia una gulà però lunga. Lunga. Bene una buona Que quantità. equivale a los 3, 4, a 3, Sì. 5 gulá. Eh. Ma dove? No, fare che ti te vada con lì, Paolino. No, Eh. le tutte, come si dice, sì, un rituale. È un rituale. È un rituale. E di due parai, Paolino. Se ti las usate el Prindagus, la surtida trabajé en campaña, y las desmentiate. Te olvidaste de tomar la caña con ruda. Pasa, la pelle pie al día topo, al dindumán, o la santemp per piela. Tenés un tiempo para tomarla. ¿Cómo è la fare? Belesì torna la cadenza ad a veire alternative, in a veire versioni. Io spero all'indomani, Al día después, digamos. sì, ¿Eh? in a che identica di superare, ti all'indomani, al dia después,
Do Peresfero. Peresfero. Di ti avviso che la stem i primi 15 giorni del mese di agosto. Así que los primeros 15 días de agosto tenés tiempo, si te olvidaste el primero, al día después o dentro de los 15 días. E in ecco di che avviso che la stem per tutto il mese di agosto. Que este sí es un pitolerante. Así que si no lo tomaste ni el primero, ni el día después, el 2, ni los 15 primeros días, ma perché proprio sense, Però iniziò. diciamo che l'opportunità, l'opportunità. Sempre a Sarcumenda siente i primi di, Sempre i primi di. Se ti per spafelo la continua e in ahí fin a gente dice che per il felo tutto il mese. Lulia va a vince con vida que la piana, digamos así. Dice que te hace más efecto por ahí si te olvidaste que te la sirva uno que la tomó el 1 de agosto. Ecco, e già che l'has desmentiate, va alla casa una mis che ti sappies che chi ha la piana, Que palmas chat, chi ha carnaduña chi ha, e lì di scappare. tanchuques encima que hay. Diciamo per ahí, sta piel al prim d'agosto, porque una vez los viejos decían, este no pasa agosto, que sti, ma mia che agosto lo pasa pa. Venta pasea agosto, che passare agosto. Para ahí, decía así, el folclore argentino, decía así, anta pasea agosto, venta pasea agosto. As dis che venta pasea agosto, perché agosto è un mese con il clima crudele. A vez che passò ma da cauta freida cauta, Vento. Clima come insomma la transizione tra la fin, un fin dal fin dall'inverno con la prima, il clima cambiava, varia tutti i giorni. Allora come è un clima crudele, è un mese difficile da passare. Difícil de pasar anta pasea agosto, Así que, ¿y per cosa le cambia para ahí? ¿Qué problema porta, diciamo, para ahí? E dice che la persona lo sabuma, lo lì è vero, la persona a cara con le difense, non direi che diciamo immunitarie, da resistere poco. Per tutte le malattie che c'è per ahí, Se lì al fil sempre da sapere, l'influenza, c'è tus, c'è un freidore. e con la caula fraia, La cauta in clima che le fa sempre stelle, il vento che porta via. il vento che porta via. Per in Argentina il mese d'agosto è il mese dei venti. Cioè, proprio per ahí, Paolini. Paolini, diciamo per ahí, si vuoi preparare la cagna cordura, se ti faccio che il mescet lì, la cagna deve le 3 feie, una rama drinta, come piace a te. Lui lì, diciamo per ahí, alla en tempo cadenza per Dourelo tiene una época de duración o lo puedes aguantar hasta el día después, hasta el año siguiente, y al año siguiente, al año que ven, hacerlo lì o non preparare tutta un'altra marcia. Quale la fai? No, guarda, per conservarsi intanto, con l'alcol calà, con tutto calà, a sconserva. Per dire che mi sono bel perché con la quantità d'alcol che io sono ben conservati. Per non intanto, e non è pas problema. Ah, bien? Però, dice che per quello che tu capi, per poi seccare, tutti gli anni, pronta buta. Catena buta. Sì, catena buta e prepararlo che sia el nuevo licor. El nuevo licor, para que tenga las nuevas energías. Sí. Prefiero dará. Todos los años hay que prepararlo. Así que bueno, hoy, como les venimos contando, hablamos un poquito de la ruta. Los mitos, las tradiciones, las costumbres, cómo se usa, cómo se puede tomar, preparar esa bebida que tan famosa es la caña con ruda o la grapa con ruda. Y cuándo se puede tomar y si te olvidas, unos datos bastante importantes que nosotros no le damos importancia, pero realmente las creencias, como decíamos, en la cultura andina, que agarra desde Chile, Perú, Bolivia, la Argentina, lo tienen tan arraigado, más que todo aquí en la parte del norte de la Argentina, digamos así,
la gente alla su creencia, la gente crede in tutta la roba sina. Alena costuma nostra, la nostra terra, la nostra gente sì, ma che i piemontesi sì alla narditana, hai tanti piemontesi che la su papa se lo è il primo lavoro. No, Alena costuma che la fase copia piemontese. alla fase copia montese. Sarà piemontese la Non piemontese non te bene. che stasera lo mangiapane, non parlo. Lui mangia pane per la Se non che c'è la tua. Sì, quindi lui alla fine ringraziare come sempre a tutta la gente e a toda la gente que condivide, que comparte nuestra programación, que añaca al deal, que ha fatto comentare, a toda la gente que nos sigue con la programación de Ale Paraila Fare. Siempre la cuestión, como decimos, venir a chacharar en Pompia Montei, fue un po' via la gente, Paulín, Descubre un po' che non sta bene a lei. No, sta bene. Se un bel momento in parlanti a te. Beh, Non gli dire lo goduma al momento, non è che se sentiamo la settimana che viene con un'altra programmazione, Più mal due da cupe e sarà fino alla settimana che viene quando il nome torna sì, abbatte il tacupe. e se invece da più due da cupa piuma due vicerotte cagna con ruta, Allora fa pronta? no, fatta poco e niente. E la dell'anno passato, ma finì dica, val poco e niente. Fini il fede. Finì il fede. Fino alla settimana che viene. Ciao a tutti, ciao. Auspician Ale Paraila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Una nostra tradizione, tramandata ai nostri